Pronti? 1, 2, 3. Segnale convalidato, c'è l'errore di Elenoir Treb mentre va subito a condurre Numero 4, Today Winner Elenoir Font. Treb, squalificato. Squalifica per Elenoir, mentre Today Winner Font ha preso la testa e guida con un paio di lunghezze di margine sui rivali Tanto vediamo che in seconda posizione ha qualche problema, ma riesce a rimanere Divine Matley, mentre c'è la mossa di Detto Jet che è seguito nell'azione da Ermar Di Gio. Detto Jet punta decisamente su Today Winner Font al comando, e Detto Jet può forse accodarsi in seconda posizione, operazione che riesce. A questo punto Ermar Di Gio che punta dritto e va su Today Winner Font, che però continua a guidare. Ermar Di Gio però si presenta con argomenti decisi e dopo 800 metri esatti in 1-2-1 passa 14-8 il parziale. Ermar Di Gio in vantaggio nei confronti di Today Winner Font, terza posizione per Detto Jet. Se ne va il chilometro iniziale che vale meno per il leader che rendeva un nastro, 1:17.3, mentre all'esterno c'è il tentativo di progressione di Daddy P. Daddy P è seguito da Ermanno Jet, passa in seconda posizione sul calo di Today Winner Font, in vantaggio Ermar Di Gio, Daddy P seconda posizione, poi gli altri a seguire con il calante Today Winner Font che viene sopravanzato. Mancano 500 metri o poco più alla conclusione, con Daddy P che è l'unico che è in schiena Ermar Di Gio. Paletto di 400 metri superato con un parziale in 14.4, allunga decisamente Ermar Di Gio, ma Daddy P rimane lì a contatto. E siamo ora a 300 dall'arrivo, con Ermar Di Gio e Daddy P nettamente avanti a tutti. Si giocano la vittoria negli ultimi 150 metri di gara. Ermar Di Gio entra in vantaggio, addirittura ci prova comunque Daddy P. Ermar Di Gio si difende ancora Ermar Di Gio. Battute conclusive con Ermar Di Gio e Daddy P che finiscono vicini, mentre per il terzo spunta Valentiniano, 1:16.2 ragguaglio conclusivo, 30 a chiudere. E da rivedere sicuramente l'arrivo con sul palo Daddy P ed Ermar Di Gio. Daddy P che non riesce probabilmente a raggiungere l'avversario, che dovrebbe aver difeso qualcosa di vantaggio, mentre per il terzo spunta Valentiniano. Ermar Di Gio dunque a segno in questa quinta corsa handicap professionisti contro allievi, in sediolo Giuseppe De Filippis, che ne è anche l'allenatore per la scuderia santese.